Un gesto inqualificabile e vergognoso, un oltraggio al santo, alla devozione popolare, ma anche all'identità e alle tradizioni della gente veneta. Sono le parole che il presidente del Veneto, Luca Zaia, usa per commentare il vandalismo contro la statua dedicata a Sant'Antonio a Salvatronda di Castelfranco nel giorno della celebrazione del santo. Il clamore e lo sdegno per questo episodio continuano a crescere, anche perché quel capitello, fatto erigere nel 1913, era stato restaurato appena 8 anni fa. Con il contributo ovviamente di tutta la popolazione di Salvatronna, tenendo conto che il sacello fu costruito nel 1913 con le rimesse fatte dai nostri emigranti che erano andati all'estero. Non ha solo una valenza religiosa, ha anche una valenza sociale, comunitaria, perché con questo gesto i nostri emigranti hanno voluto far sentire e continuare a far sentire la loro presenza. Sicuramente è una mancanza di rispetto proprio verso chi ha lasciato la comunità e vuole in questo modo farsi ricordare. Gli autori dello sfregio hanno staccato parte della mano del santo e parte del piede di Gesù Bambino. Già in passato c'era stato qualche precedente. È stata buttata una vernice ai piedi di Sant'Antonio, però arrivare a questo punto siamo andati un po' oltre, insomma, quindi per me lo considero un atto sacrilego in tutto e per tutto. Speriamo di riuscire a recuperare, restaurare questo Sant'Antonio e riportarlo alle sue origini. Il problema è che i pezzi mancanti non sono stati trovati e questo complicherà il restauro. La polizia locale sta indagando per risalire ai responsabili. Speriamo sia stata una ragazzata e che però ci sia anche un risvolto, diciamo, di scuse da parte di questi ragazzi che hanno voluto fare questa bravata, diciamo, e noi speriamo in delle scuse, ecco.